Giornata numero 12 per la Serie A Quinto. Buonasera dal Palapinto di Mola di Bari per Global Work Capurso. Sandro Abate. Angolo affidato all'Amas. Vediamo se va a cercare Perri. No, la palla è per Pires che calcia verso la porta. Sfiora il palo. Grandinetti non riesce da pochi passi a trovare la deviazione decisiva. Prima occasione anche per il Capurso. L'Amas alla battuta di questa rimessa. Ancora una volta cercato Peppe Micoli. Cerca Perri con la testa, sfiora il vantaggio, ha una minima incertezza in fase di costruzione. Lolo Suazo intanto sulla destra, salta Grandinetti, Lolo Suazo la mette dentro Garofalo, palla che torna a Lolo Suazo che va da Dimas che a porta vuota, deve solo appoggiare in porta. L'1-0 per la Sandro Abate. Lamas tocca per Pires, grande parata di fatto di Galletto con il corpo. Si è sostituito a Ducci. Pires. Lamas dentro da Grandinetti. Rimorchio per Lamas, ancora una gran parata di Ducci. Quale sarà la traiettoria del suo mancino? Si muove Victor Mello. Sinistro al volo, spacca la traversa. Mello in barriera di Luccio, protezione del primo palo. Parte Lamas. Dentro da Grandinetti che trova il pallone dell'1-1. Il Capurso pareggia quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Parte Alex, a smista per Lolo Suazo, è partito Dimas, servito, appoggio per Everton da una parte all'altra del campo in pochi secondi. Gran giocata della Sandro Abate, gol di Everton, 1-2, squadra di Basile nuovamente avanti. Vediamo se va a cercare Alex, prova la sua lata, la palla non passa ancora. Lolo Suazo, tocco con la mano di Pires e arriva il rigore per la Sandro Abate. Parte Lolo Suazo, tocca Micoli ma non basta, arriva anche il 3-1 della Sandro Abate che nell'ultimo minuto del primo tempo prova a scappare via. Scarico a rimorchio per Garofalo che non riesce a restituire però Dammacco. Parte di Lucio sulla destra con l'esterno verso Galletto che festeggia il compleanno con gol. 4-1 Sandro Abate. Micoli si riprende il pallone, finta il passaggio, adesso va da Garofalo, bene con l'esterno da Dammacco. Ancora Dammacco per Garofalo, cerca il secondo palo, arriva Gianattasio. 2-4 del Capurso che torna a -2. Grandinetti. Lamas con l'esterno da Pires, calcio di prima intenzione, fa un grandissimo gol Gonza Pires del 3-4 del Capurso che torna a -1. Pires per Lamas, palla di ritorno, Pires può attaccare l'area di rigore, Pires a rimorchio per Lamas, destro in porta che sfiora il 4-4. Everton ancora. Alex in avanti a cercare la corsa di Galletto. Buono l'aggancio. Sinistro in porta. Super gol di Galletto che riporta sul +2 la Sandro Abate. Parte Lamas. Appoggia Grandinetti. Destro in porta. Palla con uno stranissimo rimbalzo, si insacca. 4-5 Capurso, doppietta di Guido Grandinetti. Lolo Suazo per Victor Mello. Passaggio corto, Pires recupera. Lamas può puntare alla porta. Calcio in porta, traversa. E poi fallo di Lolo Suazo su Pires. E arriva il cartellino rosso. Può andare Perri, destro addosso a Ducci, si lamenta per il mancato rispetto alla distanza Perri ma si prosegue. Pires all'indietro verso Perri, Lamas, ancora Lamas, calcio in porta, la tocca Pires ed è il 5-5 del Capurso, 4-0-4, tutto nuovamente in parità. Alex con l'esterno da Everton,
passa su Perry, Di Luccio rimorchio, Galletto non riesce ad agganciare, poi Pires ancora, si avventa sul pallone, sempre porta vuota, Pires, contatto con Dimas, tutto regolare, lo stesso Dimas che porta la palla, Pires gliela sporca alle spalle, Perry, fallo di Pires, secondo giallo e rosso, espulso Pires, credo espulso anche Chiaffarato nel frattempo. Perry allontana ancora direttamente tra le mani di Galletto che prende il pallone, ultima chance. Di Luccio deve fare in fretta, ancora Di Luccio centralmente, Alex, Victor Mello verso Dimas, a tempo scaduto, finisce 5-5, un incredibile Capurso Sandro Abate.